È un triste episodio come dire, di violenza metropolitana. Si è trattato di un alterco per motivi banali di viabilità che appunto è trasceso in questo modo assurdo. A Padova ci viviamo tutti e devo dire che la stragrande maggioranza delle persone e dei ragazzi sono assolutamente tranquilli e si respira un clima di assoluta serenità. In questo ci si mettono però delle persone che obiettivamente disturbano e dobbiamo fare di tutto per arginare questi fenomeni. Non è semplice perché i fronti sono diversi e quindi bisogna fare lo sforzo di essere più presenti laddove è più necessario tuttavia appunto mi pare di poter dire che qualche risultato l'abbiamo ottenuto. Ci riferiscono che sia stata una lite fra automobilisti. Allora, ognuno deve, ovviamente, l'episodio, come ho detto prima, va condannato, perché va condannato, qualsiasi forma di violenza va condannata. Però, insomma, è una lite fra automobilisti degenerata in maniera allucinante, che non ha senso, che dobbiamo condannare. Mi dispiace per il primario, mi dispiace per quello che è successo, però è una lite fra automobilisti, punto. Questa non è sicurezza, è un'altra cosa.